Ci troviamo con Valeria. Valeria. Ok. Sì. Ci troviamo, dove ci troviamo? Alle Svalbard, Alle Svalbard, nell'Artico. Abbiamo appena attraversato un ghiacciaio, quindi Sì. siamo nel luogo giusto per affrontare l'argomento di questo dibattito, cioè Sì. i ghiacci, la vita dei ghiacci e più in particolare il cambiamento di questa vita e di questi ambienti. Tu Certo. lavori qui da molti anni? Questa è la prima estate che lavoro qui. Siamo in collaborazione con la compagnia Brim Explorer, la barca dove siamo adesso, e quello che stiamo testando quest'anno è un progetto di sostenibilità, quindi stiamo cercando di sensibilizzare il turismo per sviluppare un turismo sostenibile. Ma tu studi biologia, fai ricerche Sono una biologa marina. Ho studiato a Bologna in Irlanda e da più di un anno che vivo in Norvegia, e quello che faccio è che studio le balene, Sì. e in particolare le orche. Questo che facciamo è a Lofoten, quindi sempre nord of Norway, però adesso siamo spostati alle Svalbard. Quindi tu in questi tempi di lavoro e di studio sul campo, Sì. cioè che cosa puoi dire? La vita degli animali è cambiata, sta cambiando, è sotto attacco? Mi citavi prima gli orsi polari, Sì. Come la vita di questi animali sta cambiando e in relazione a cosa? Ok, a livello, quando siamo qui nella vita artica parliamo anche di animali, ovviamente selvatici, che dipendono totalmente dal ghiaccio, quindi la loro vita è correlata al ghiaccio. Un esempio possono essere le foche. Le foche si basano vivono praticamente molta parte della loro vita sul ghiaccio e poi quando devono cacciare i pesci ovviamente fanno sotto il ghiaccio, però anche per i cuccioli è importante avere del ghiaccio dove loro possono stare, e poi dopo con il resto della neve riescono a fare una sorta di cuccette dove loro stanno dentro, e questo li protegge anche dall'attacco degli orsi polari. Con la riduzione del ghiaccio, Sì. anche gli orsi polari ovviamente sono molto dipendenti dal ghiaccio, ok? Sì. E che cosa succede? Se c'è una riduzione dei ghiacciai e soprattutto dell'ice pack, del ghiaccio nel mare, molto veloce, che negli ultimi anni, dal 1979, si è ridotto il ghiaccio del 70-80%, Sì. quindi questi animali devono adattarsi a un'altra vita. Per le foche succede che non c'è abbastanza ghiaccio, quindi il livello di riproduzione scende, perché i cuccioli appena nati non sanno nuotare, e quindi se non c'è abbastanza ghiaccio dove possono sviluppare i primi mesi di vita, muoiono. E oltre, un'altra cosa è che l'orso polare, non essendoci più la preda principale dell'orso polare che è la foca, l'orso polare cosa fa? Deve cercare di alimentarsi con altre prede. E recentemente è stato avvistato che l'orso polare sta attaccando renne, che prima era una cosa che non era stato così visivo come adesso, perché c'erano abbastanza foche che dipendevano dal ghiaccio. Un effetto domino Un effetto mondiale. Ma tu che lavori qui e studi questi argomenti, cioè questo riscaldamento globale che è sulla bocca di tutti, però non tutti hanno capito alcuni dettagli del problema, cioè Certo. è la natura, l'attività naturale o è l'uomo alla base di questi? Beh, sicuramente l'attività antropogenica non aiuta quello che sta succedendo qua, cioè l'uomo in ogni caso, qualsiasi attività noi portiamo lasciamo un footprint, cioè lasciamo comunque un impatto, un'impronta, e quello che poi dobbiamo cercare di fare è che se vogliamo visitare o fare parte di questi posti così remoti come l'Artico, dobbiamo cercare di essere più rispettosi possibile. Ma alcuni scienziati comunque ritengono che i cambiamenti climatici sono sempre avvenuti in tutto l'arco della storia. Il cambiamento quindi odierno, appunto, c'è qualcosa di naturale o è prevalentemente umano? L'industria, per esempio la globalizzazione, le moltissime navi e industrie, oppure comunque questo cambiamento ci sarebbe stato comunque senza l'uomo, al di là dell'impronta di cui citavi? Ok, È una domanda difficile. Sì, dal mio punto di vista, onestamente, io provo con le informazioni che ho raccolto per la mia ricerca e quello che so, quindi non è che posso affermare questo al 100%, però sicuramente in posti come qua, come nell'Artico, che è una delle regioni dove è il posto del mondo dove il cambiamento climatico si sente più dappertutto, è più forte, è 3 volte più veloce di quello che succede nel resto del mondo, quindi qui i risultati si vedono, non ti posso dire like ad occhio, però nel giro di qualche anni sicuramente si può vedere.
E negli ultimi anni anche a livello turistico e anche a livello di barche, di trasporti qui nell'Artico è aumentato in una maniera enorme, cioè veramente un rapido aumento, ecco, quindi un aumento molto rapido di questa attività umana che secondo me, se non viene calcolato il rischio di quello che possiamo portare qui nell'Artico, può essere devastante. Quindi io, dal mio punto di vista, penso che sicuramente l'impronta umana sta accelerando di più il cambiamento. Quindi tu proponi comunque delle soluzioni etiche, cioè che sia la scienza che anche il turismo abbiano dei limiti, dei limiti etici. Sì. Ad esempio, uno scarso attutire l'impatto ambientale del trasporto. Esatto. Una fra le tante, no? Come citavi un bellissimo progetto prima. Quello che stiamo lavorando qua con Prima Explorer, che è questo catamarano dove siamo adesso, è un catamarano ibrido, quindi l'etica di questo tipo di turismo è cercarsi di spostarsi a un trasporto marittimo con minima emissione di CO2, di anidride carbonica e tutto. E quindi si cerca di ridurre tutto questo tipo di fuel, dammi la parola in italiano, di diesel, e di andare più verso una sorta elettrica e comunque più green, cercando di essere più... Tu sei una ragazza coraggiosa comunque che ha lasciato il suo paese per l'ignoto, si può dire, per queste terre che sono state circondate da un'aura di mistero per secoli, da partire da Barents, che ha scoperto queste terre. A te suscita emozione lavorare e vivere qui? Sì, è sicuramente avere un impatto molto più chiaro di quello che sta succedendo, questo senz'altro, perché vederlo sempre, parlarne è una cosa, però veramente quando vieni in questi posti e puoi vedere con i tuoi occhi come cambiano, come è diverso e come il cambiamento climatico davvero sta affettando questo posto, è veramente è chiaro, cioè la realtà diventa più chiara in qualche modo. Io spero che comunque le tue scelte siano un esempio per i tanti giovani del paese da dove vengo anch'io, che magari vivono nell'incertezza, soprattutto in questi ultimi anni. Ecco. Se tu dovessi dare un consiglio ai giovani, anche ai giovani ricercatori, quale sarebbe il tuo consiglio? Giovani ricercatori, se come interesse hanno quello dell'ambiente, di cercare comunque di puntare sui propri sogni, quello che pensano, se vogliono cercare di fare qualcosa per cambiare la situazione, credeteci, provateci e continuate. E per le persone che non sono ricercatori ma hanno un altro tipo di vita quotidiana, cercare nel nostro minimo di ridurre il più possibile il nostro impatto nell'ambiente e cercare di fare meglio, perché è vero che io faccio qualcosa di buono, però gli altri no, non è questa la filosofia. Sarebbe buono cercare tutti nel nostro piccolo e cercare a fare qualcosa, e questo è quello che cerchiamo di mandare, questo messaggio ai turisti che vengono da tutte le parti del mondo in questa barca a visitare questi posti. E io spero che ti ascoltino in tanti, perché spesso oggi la rincorsa alla ricchezza, al momento effimero sono all'ordine del giorno, mentre insomma la tua è una proposta, un messaggio etico, di rispetto, di ascolto, di comprensione della natura. Grazie ancora per questa chiacchierata con noi. Figurati, grazie mille, ciao.